Continua il nostro percorso alla ricerca delle eccellenze qui a Venezia, extraordinary, perché è qualcosa di veramente straordinario. Venezia, la location, ma anche i prodotti che sono rappresentati e ovviamente i vini. Parliamo di un'eccellenza, parliamo del Prosecco, siamo sulle colline di Conegliano Valdobbiadene, parliamo appunto di Conegliano Valdobbiadene Superiore di OCG e siamo in compagnia di Veronica Ruggeri, sono dell'azienda agricola Le Colture in Valdobbiadene. Mi dicevi, Veronica, che la vostra azienda ha una particolarità, è ancora un'azienda agricola molto familiare, no? Sì, nonostante siamo cresciuti negli anni, mio papà ha iniziato l'attività col nome delle colture, poi portiamo cognome Ruggeri dal 1983 e quindi siamo nati con poco, adesso produciamo più o meno sulle 800.000 bottiglie, ma rimaniamo sempre un'azienda a conduzione familiare e agricola. Infatti, cosa ben importante per noi è avere i nostri terreni. Ora abbiamo pochi fornitori, ma vogliamo essere al 100% autosufficienti. Abbiamo 40 ettari nel territorio di Conegliano Valdobbiadene, quindi dove si fa il Prosecco superiore. E quindi il nostro scopo è proprio quello di dare un prodotto unico e di valore del territorio. Questa cosa qui mi piace molto perché è appunto un'azienda con le radici nel territorio e non è facile oggi in questo processo spesso di internazionalizzazione dove le aziende cambiano proprietà a seconda degli investimenti che vengono fatti, no? Sì, esatto, la cosa peculiare nostra è proprio di rimanere all'interno della famiglia. Siamo io, mio fratello Alberto e mia sorella Silvia che conduciamo l'azienda, ma pilastri importanti sono ancora mio papà Cesare e mia mamma Biancarosa. Dicevi prima anche un'azienda un po' al femminile, diciamo, tu e tua sorella. Infatti vi ho descritto, siamo praticamente in 3 donne, mia mamma è quella che guida ancora il muletto per caricare il camion, per dire una cosa, e mia sorella invece segue la parte amministrativa, mentre io la parte un po' quella di marketing e relazioni col pubblico. Ecco, una cosa importante nel Prosecco in generale è anche capire da dove arriva questo Prosecco. Sappiamo bene che la zona è stata allargata molto, però quella superiore, la Conegliano Valdobbiadene di OCG superiore, appunto è confinata in un ambito molto più ristretto. All'interno di questo ambito abbiamo delle zone ancora di una maggiore valorizzazione come sono le rive. Sì, certo. Allora, intanto vi consiglio vivamente di venire a visitare il territorio di Valdobbiadene, perché solo se si tocca con mano si può veramente capire l'esperienza e tutto il lavoro che c'è in queste colline. Sono colline molto ripide, non alte perché siamo a 300 metri sul livello sul mare, però la pendenza c'è, quindi molto difficili da lavorare e non trattorabili, non meccanizzabili, quindi di conseguenza si fa tutto a mano. Questo è il vero valore del territorio. È un valore aggiunto anche per la conservazione del grappolo e per la lavorazione. Esatto, infatti proprio da poco ho parlato anche dell'annata 2017 che per noi della collina è stata molto favorevole proprio perché non ci sono state gelate, essendo una zona molto ventilata ha sempre favorito una reazione, quindi di conseguenza anche il grappolo ha potuto crescere in una maniera buona per avere un buon prodotto nonostante la siccità. Poi tra l'altro punto fondamentale è anche che le radici hanno una profondità su queste rocce, quindi di conseguenza hanno anche una risorsa idrica sempre presente. Patiscono meno la siccità perché riescono a trovarsi l'acqua in profondità. Esatto, e poi parliamo anche di viti vecchie, per esempio adesso mi riallaccio al discorso delle rive, noi produciamo questo rive di Santo Stefano, aspetta che ve lo faccio vedere, che appunto è uno dei vigneti più alti di Santo Stefano. Santo Stefano è una frazione di Valdobbiadene, quindi siamo più o meno sui 400 metri sul livello sul mare. Ma dico giusto Santo Stefano di Barbozza? No. Una volta era così, infatti su una vecchia casa c'è ancora scritto Santo Stefano di Barbozza e c'è proprio in previsione di ripitturare questa scritta proprio perché è bello ricordarsi anche questo della nostra storia. Poi ovviamente è diventata Santo Stefano di Valdobbiadene, fa parte dei 15 di uno dei paesi di Valdobbiadene. Vedo qui dedicato a Gerardo. Appunto, come dicevo, è la riva più alta, è dedicata a nostro nonno, è una vigna molto vecchia, quindi pochi grappoli ma stupendamente perfetti. Produciamo questo rive di Santo Stefano, è dedicato al nonno, Gerardo è nostro nonno e abbiamo voluto appunto fargli un omaggio a lui che è stato il capostipite appunto della nostra famiglia e colui che ha un po' iniziato l'attività. Noi partiamo sempre di essere un'azienda contadina, prima nel territorio eravamo nella maggior parte la gente era proprio contadini che avevano mucche da latte e questo era il sostegno che avevamo lì noi. Dopodiché con gli anni e con la venuta appunto del Prosecco alcuni ci hanno visto lungo, io ringrazio anche mio papà di questo che comunque ha iniziato anche la spumatizzazione molto presto, quindi negli anni 80 ci aveva già creduto lui e pochi altri di Valdobbiadene. Avete un'esperienza che diventa importante perché in questo lavoro l'esperienza è tutto, no? Sì, certo, l'esperienza e la radicalità nel territorio perché chi viene da fuori purtroppo non ha lo stesso amore che ha per il terreno come ce l'abbiamo noi.
Tu prima ricordavi ai nostri telespettatori di venire in azienda per come dire, vivere l'emozione di questo vino, di questo territorio. Voi siete attrezzati anche per le degustazioni? Certo, una cosa che facciamo da un bel po' di anni è proprio quello di seguire anche le degustazioni per far vivere alla gente il territorio, quindi partiamo con una visita in vigneto e poi una degustazione in cantina, con la visita anche della cantina, perché noi comunque abbiamo tutta la filiera produttiva, quindi abbiamo anche la fase di spumatizzazione. E in più abbiamo un punto di accoglienza che è il nostro agriturismo Prime Gemme, non è a Valdobbiadene ma a Nervesa della Battaglia, che appunto è un posto in cui sostare e dormire. Possiamo dire che di invitare i nostri telespettatori a collegarsi al vostro sito, che è www.lecolture.it, per prenotare, per anticipare una visita che è appunto tutto tondo. Abbiamo sentito anche la possibilità di questo agriturismo che è importante, vivere il territorio, vivere il vino, quindi a questo punto non ci resta altro che degustare insieme con te.